la prima a sposare questo progetto pilota e oggi in parte a cofinanziarlo con me, quindi gran parte del materiale che vi viene dato l'ha sostenuto lei. E quindi lei è molto esperta nel tema che oggi vi propone, non solo questo, è esperta in molte cose, ma il TTIP l'ha sempre seguito lei e quindi oggi vi racconterà che cos'è, come funziona e quali sono i potenziali pericoli. La ringrazio pubblicamente davanti a voi e le cedo il microfono. Buona continuazione. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto grazie veramente a David, perché questa è la prima iniziativa che vedo organizzata in questo modo super efficiente, super efficace anche, perché se siete tutti qui di sabato mattina devo dire che è stato raggiunto veramente un buon risultato. Grazie David per gli sforzi che fa con noi in Europa costantemente per gestire il gruppo, ma anche per permetterci di fare questo tipo di iniziative decisamente importanti e utili. Come diceva, io mi occupo di commercio internazionale e anche di lavoro, occupazione e affari sociali, ma in misura minore, perché la commissione commercio internazionale è decisamente una delle più impegnative, con tantissime cose molto tecniche, e anche la giornata di oggi sarà una giornata molto tecnica. Abbiamo cercato di rendere il più fruibile possibile questo argomento. Non so quanti di voi già lo conoscano, ne abbiano già sentito parlare. È sicuramente un argomento che fa abbastanza presa sulle persone, quindi quando se ne parla si ha un certo ritorno. È complicato per certi versi, però si riescono a trovare quei 2 o 3 punti abbastanza semplici da trasmettere come comunicazione alle persone, e su questo ci siamo concentrati. Quindi anche nel trasmettere questo tipo di informazione, mantenere questo fil rouge, cioè questi 3 punti che noi oggi andremo a vedere su questo accordo, potrebbe permettere a chiunque di raggiungere il risultato di fare una buona opera di informazione e sensibilizzazione delle persone. Noi oggi ci occupiamo solo del TTIP, un po' perché è il più famoso, è quello di cui si parla di più, forse non tanto in Italia, di sicuro non dai media tradizionali, però in generale sicuramente si parla di TTIP più che di altri accordi che sono ugualmente pericolosi e potenzialmente forse lo sono anche di più, come il CETA, che è l'accordo con il Canada, che in realtà è già stato firmato a livello di Consiglio, che sarà ratificato presto dal Parlamento europeo. Però di TTIP si parla di più. TTIP intanto è un acronimo, Transatlantic Trade Investment Partnership, quindi Trattato Transatlantico di Investimento e Commercio tra l'Europa e gli Stati Uniti, ma quello che noi diremo oggi in realtà vale un po' per tutti gli accordi di nuova generazione, cioè gli accordi che da adesso in poi sono negoziati e che hanno impatti veramente importanti, sia da un punto di vista della nostra vita come cittadini, sia da un punto di vista economico e sia da un punto di vista della sovranità. Questi sono i 3 pilastri di cui oggi parleremo principalmente. Faccio una piccolissima premessa su quelli che sono gli accordi commerciali in generale. Che cosa sono gli accordi e perché si fanno? Allora, noi in generale non voglio fare oggi nessun tipo di polemica o opinione, facciamo un percorso piuttosto didascalico. Che cosa sono gli accordi di libero scambio? Sono accordi normalmente fatti, come dice il nome, per migliorare la possibilità di effettuare i flussi commerciali da una parte all'altra di 2 sponde. Hanno un'origine fondamentalmente storica, da sempre. È il mercato che si faceva una volta, il mercato tra produttori di cose differenti. Qualcuno coltivava un certo tipo di cereale, per esempio, e lo scambiava magari con prodotti dell'allevamento e così via. Quindi ha un'origine fondamentalmente utile di potersi sostenere vicendevolmente a seconda di quello che si produce. Oggi hanno un po' perso questo tipo di significato gli accordi commerciali, perché se è vero che sicuramente ci sono paesi che hanno un tipo di produzione su cui hanno investito di più e quindi sono più efficaci, più bravi e la portano verso altri paesi, è purtroppo un po' vero che il libero scambio ha preso poi una forma tale per cui si sono trovate zone dove si produce meglio o a minor costo perché è più facile farlo per motivi di minori regolamentazioni eccetera,
e zone che quindi sfruttano, aziende che sfruttano questo tipo di possibilità per portare fuori la produzione e poi riportare i prodotti dove li si può far pagare di più perché le persone sono disposte a pagarli di più. Quindi si è persa questa funzione di, chiamiamola di scambio, lo scambio si fa sempre ma con una finalità di maggior ricchezza che poi non è che venga distribuita sempre nel modo migliore. Però rimanendo nel concetto di scambio, quindi io scambio qualche cosa che ho prodotto con qualcuno che produce qualcos'altro, sicuramente si aumenta la ricchezza di alcuni paesi. Ci sono tanti accordi di libero scambio precedenti, noi oggi viviamo in un'unione commerciale con l'Europa, perché siamo un'Unione Europea che è stata preceduta però precedentemente da un accordo che era prevalentemente di tipo commerciale, l'EFTA, che esiste ancora seppur con poca rilevanza, perché chiaramente i paesi che ne facevano parte, la maggior parte si sono spostati poi nell'Unione Europea, o il NAFTA. Il NAFTA è stato uno dei primi accordi di libero scambio tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada, ancora oggi esiste. Qualcuno magari potrà aver letto sui giornali che Trump nella sua campagna elettorale ha detto che vuole rimettere mano sul NAFTA, perché il NAFTA in realtà ha portato via lavoro e ricchezza dagli Stati Uniti. All'epoca, quando si faceva propaganda sul NAFTA, si diceva che avrebbe portato almeno 500.000 posti di lavoro in più negli Stati Uniti, in realtà ha portato poi 1 milione di posti di lavoro in meno, e si dice anche, secondo alcuni economisti, ha dato un po' origine a quella crisi, che poi l'hanno chiamata la crisi dei subprime, ma in realtà ha avuto già origine, perché immaginate 1 milione di posti di lavoro persi negli Stati Uniti negli anni 90, chiaramente hanno creato non pochi problemi alla domanda interna in termini di ricchezza e di circolante. Quindi accordi che esistono, che hanno degli impatti e che non sempre sono positivi. E poi abbiamo chiaramente l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è quell'organizzazione entro cui si formano appunto tutti i quadri normativi, tutte quelle regole di commercio che permettono alle aziende di avere un certo tipo di normativa entro cui muoversi, diversamente ci sono delle sanzioni. La faccio più veloce, altrimenti non finiamo più. L'unica cosa importante forse da vedere in questo caso è che ci sono accordi che sono bilaterali e accordi che sono multilaterali. Gli accordi bilaterali sono un po' più semplici perché chiaramente hanno 2 soli controparti. Questo, anche se comprende tanti paesi, in realtà è un bilaterale il TTIP, perché è tra l'Unione Europea, intesa come unico ente, e gli Stati Uniti, e poi ci sono invece i multilaterali, quindi che comprendono tanti stati. Barriere tariffarie e barriere non tariffarie sono l'oggetto di questi accordi di nuova generazione. Allora, normalmente una delle cose principali che si fa quando si vuole proteggere una propria produzione è quella di mettere un dazio. Il dazio, avete fatto già una giornata con David sul Messcina, quindi avete tutti chiaro che cos'è il dazio, quella tassa che si paga all'ingresso di uno Stato per poter appunto vendere i propri prodotti. Un accordo di libero scambio normalmente si pone come obiettivo quello di abbassare il maggior numero possibile di barriere tariffarie, quindi di dazi. Noi in Europa oggi abbiamo questa possibilità, la libera circolazione delle merci, che non pagano più dazi alla frontiera. In realtà la vera finalità degli accordi di libero scambio è quella di abbattere le cosiddette barriere non tariffarie. Le barriere non tariffarie sono quelle regole, velocemente, quelle difficoltà burocratiche, quelle normative che impediscono oggi semplicemente tout court di prendere un prodotto che è fabbricato per esempio negli Stati Uniti e di venderlo in Europa. Non si può fare perché? Perché ci sono regole anche normative differenti. Oppure ci sono i contingentamenti, cioè delle quote, delle restrizioni a seconda dei settori. Non sempre le barriere tariffarie sono pericolose o preoccupanti, a volte ci sono barriere non tariffarie che sono assolutamente ininfluenti e barriere non tariffarie che invece rispondono a una precisa motivazione, ed è qui che ci sono i problemi per esempio sul TTIP e su altri accordi in questo momento. Un esempio di una barriera tariffaria assolutamente innocua è quella relativa alle automobili. Cioè oggi non è possibile importare direttamente un'automobile che è stata prodotta negli Stati Uniti perché ci sono delle specifiche che sono differenti e quindi per esempio i lampeggianti o altre cose.
Lo stesso vale per alcuni macchinari, perché ci sono dei protocolli, per esempio pneumatici ed elettrici, nei macchinari che sono differenti. Quindi per chi deve poi vendere negli Stati Uniti c'è necessità di avere una linea differente. E lo stesso appunto vale per le macchine. Queste sono barriere non tariffarie di tipo tecnico che hanno nessun tipo di impatto e che effettivamente ha un senso abolire, per poter rendere più semplice anche per le nostre stesse aziende poter poi avere meno costi, nella misura in cui non devo creare una macchina specifica per il mercato degli Stati Uniti, una specifica per il mercato europeo. Però ci sono invece barriere che sono leggi e regolamenti che sono ben strutturate e che hanno una motivazione. Per esempio, in Europa noi abbiamo una cosa che si chiama principio di precauzione, che per esempio rende impossibile o non semplice la vendita di carne con gli ormoni, la vendita di prodotti OGM. Questo perché abbiamo questo principio che dice non è possibile mettere sul mercato un bene o un prodotto nella misura in cui non siamo assolutamente certi che questo prodotto non faccia male. Negli Stati Uniti hanno un principio opposto che è lo science-based approach, cioè l'approccio basato sulla scienza, che è altisonante ed è effettivamente molto rassicurante, ma è un principio che si basa su un assunto che è esattamente l'opposto del nostro, ossia nella misura in cui io non ho nessuna evidenza scientifica certa che esista un nesso causale diretto tra l'utilizzo di un determinato tipo di prodotto, una sostanza, e un eventuale danno che una persona possa avere, do per scontato che non ci siano problemi. Questo crea una differenza molto molto grande, chiaramente di approccio e di utilizzo. Quindi se è chiaro che cosa sono le barriere tariffarie e non tariffarie, andiamo poi avanti così vedremo nello specifico del TTIP che cosa significa abbattere le barriere non tariffarie. Importante sapere che chiaramente, essendo un argomento molto tecnico, c'è un quadro politico di riferimento, ma chiaramente le negoziazioni vengono fatte da tecnici. Quindi andiamo nel vivo, cioè che cos'è il TTIP. Il TTIP, come dicevo, è un accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e i 28 Stati membri, forse prossimamente 27 dell'Unione Europea, e hanno sicuramente come scopo quello di portare a zero o comunque il più prossimo allo zero. In questo momento sono state negoziate circa il 97% delle linee tariffarie, abbiamo ancora un 3% di linee tariffarie che sono rimaste escluse dall'accordo, ma in realtà non è questo il vero obiettivo del TTIP, perché già oggi la media dei dazi tra Stati Uniti ed Europa è molto basso, intorno al 4-6% come media. Poi ci sono delle eccezioni per alcune categorie merceologiche, ma di base è molto basso, quindi in realtà quello che si pone come obiettivo il TTIP prevalentemente è di abolire le barriere non tariffarie. Andiamo avanti perché abbiamo cose più importanti da dirci. Ecco, questo è importante magari velocemente dire com'è il processo, a che punto siamo. Oggi viene negoziato dai funzionari della Commissione Europea, capitanati da Ignazio Presero, un pool di circa 600 tecnici che negoziano con il Ministero del Commercio degli Stati Uniti, i loro omologhi, quindi tutti i vari funzionari. Chiaramente gli incontri stanno andando a rilento, si è concluso il 15° round negoziale da poco e è abbastanza difficoltoso trovare in questo momento una quadra, diciamo, perché ci sono degli argomenti veramente complicati e degli interessi contrapposti che non è semplice riuscire a mettere insieme, ma soprattutto c'è l'opinione pubblica che si è risvegliata e ha fatto una certa opposizione e una richiesta di trasparenza anche da parte nostra che ha portato ad evidenziare come questo negoziato si sta portando avanti e li ha messi nelle condizioni di non poter portare avanti il piano originario, che era quello di livellare gli standard e riuscire a imporci un certo tipo di trattato. Quando l'accordo sarà concluso dovrà essere approvato prima dal Consiglio europeo, quindi dall'espressione degli Stati membri,
dal Parlamento europeo e da ciascuno dei 28 Parlamenti nazionali. Se però riceverà anche quindi tra il secondo e il terzo step, entrerà comunque in vigore per la parte di competenza esclusiva dell'Unione Europea, si parla quindi di un'applicazione provvisoria, e se sarà poi ratificato da tutti i Parlamenti nazionali entrerà in vigore definitivamente, o basterà anche che soltanto un Parlamento non lo ratifichi per farlo decadere completamente. Questo è quello che sta avvenendo oggi con il CETA, che è il trattato di libero scambio con il Canada. È chiaramente un mercato di riferimento molto più piccolo. Il Canada non sono gli Stati Uniti né come potenza commerciale, né come dimensione, né come numero di consumatori, ma il trattato ha lo stesso tipo di caratteristiche che andremo a vedere, e soprattutto essendo il Canada insieme agli Stati Uniti in un mercato di libero scambio che è il NAFTA, può funzionare un po' come testa di ponte per le aziende americane già prima dell'entrata in vigore del TTIP. Quindi paradossalmente è molto più pericoloso del TTIP stesso, anche se ha alcune caratteristiche che lo rendono un po' meno aggressivo, un po' più di tutela per certe produzioni nostre, ma in generale il funzionamento è lo stesso e le preoccupazioni sono le stesse. Quindi oggi con il CETA noi siamo nella fase che è già stato approvato dal Consiglio dell'Unione. Non so se qualcuno ha sentito tutto il discorso che era successo con il Parlamento Vallone che aveva bloccato. Perché? Perché secondo la loro normativa il Parlamento Vallone, il Belgio è uno Stato federale, ha 4 parlamenti, avevano bisogno dell'autorizzazione da parte del Parlamento nazionale per poter andare a porre la firma in sede di Consiglio. Il Parlamento Vallone si è opposto, sulla base poi di argomentazioni anche piuttosto valide. Quindi il Belgio non poteva semplicemente firmare. È successo veramente un disastro, hanno avuto uno shock terribile. In questo periodo è successo veramente un po' di tutto, tra la Brexit e il Parlamento Vallone che ha bloccato un accordo che era in negoziazione da diversi anni e che era alle sue fasi finali, e le elezioni di Trump. Devo dire che i tecnocrati in Europa hanno avuto diversi scossoni e un po' di paura. Però chiaramente il processo poi non si è bloccato, hanno fatto delle dichiarazioni congiunte che fanno parte dell'accordo e che in questo momento sono sottoposte al servizio giuridico del Parlamento europeo, che ne deve dare un'interpretazione per chiarire a noi che dovremo votare prossimamente l'accordo se effettivamente le obiezioni del Parlamento Vallone sono state risolte o meno. Una volta che questo sarà fatto, anche se temo che andremo in ratifica prima, passerà da noi al Parlamento europeo. Una volta approvato dal Parlamento europeo, e sarà sicuramente approvato perché abbiamo visto come stanno andando le votazioni in questo momento, e quindi sicuramente sarà approvato il CETA, allo stesso modo il TTIP farà lo stesso tipo di percorso, diventerà immediatamente esecutivo per la parte di competenza esclusivamente europea, quindi la parte doganale delle tariffe e dei dazi sarà immediatamente ogni Stato membro avrà completato il processo di ratifica. E guardate, questo può comportare anche diversi anni. Abbiamo esempi di altri trattati, di altri accordi commerciali che ci hanno messo diversi anni, perché ci sono per esempio degli stati dove si richiedono doppie votazioni, per esempio appunto i 4 parlamenti del Belgio, per fare un esempio. Perché il TTIP e come lui tutti gli accordi di nuova generazione di libero scambio sono pericolosi e possono nascondere delle insidie. Il primo riguarda l'attacco che si può fare alla tutela dei cittadini, alla loro salute e all'ambiente in cui si vive. Questo prevalentemente per gli standard differenti di cui ho parlato prima, per esempio tra Stati Uniti ed Europa, che rispondono a queste esigenze diverse. Che cosa vuol dire principio di precauzione e no, scusate, torno indietro. Non ci riesco. Ok. Che cosa significa principio di precauzione? L'ho spiegato prima, e regole più o meno severe. Io qui andrò un pochino veloce e magari vado poi avanti con le slide, ma voi poi troverete tutto il vostro materiale. Principio di precauzione, vi faccio un esempio molto veloce, molto rapido, che rende l'idea. Non lo avevamo nemmeno noi anni fa, il principio di precauzione. Tant'è vero che senza grandi preoccupazioni veniva prodotto un materiale che oggi invece viene considerato, e non in tutto il mondo, ma sicuramente in Europa sì, dannoso, come l'amianto. L'amianto veniva prodotto in una fabbrica tristemente nota all'Eternit,
a Casale Monferrato, dove pur io essendo genovese, con un cognome padovano peraltro, perché mio nonno era di Padova, io vivo abbastanza vicino, a circa 30 km da Alessandria. L'Eternit era una fabbrica che, pensate, in totale spregio di quello che poteva succedere alle persone, era chiaramente il posto dove tutti lavoravano, quindi il posto sicuro. Hanno anche fatto un film recentemente, dava da lavorare veramente a molte persone, non si conoscevano gli effetti dell'amianto a lungo termine, e addirittura mi racconta un'oncologa che è la responsabile dell'UFIM, il centro di cura, se cura si può parlare, per le malattie amianto correlate di Casale Monferrato, regalavano il polverino, cioè il residuo, lo scarto di lavorazione, agli operai, che si portavano a casa queste carriole di polverino, lo mettevano in cortile e ci facevano la battuta, la gettata per asfaltarsi il cortile davanti a casa. E addirittura i bambini ci giocavano come se fosse una sabbiera, con secchiello e paletta, perché era molto chiaro, più pulito, meglio anche della sabbia. Poi casomai si sono accorti che esiste una malattia che si chiama mesotelioma pleurico, che ha 30 anni di incubazione, 35 più o meno, e noi oggi abbiamo il picco, tra oggi e il 2025, avremo il picco di malattia, perché è sufficiente l'inalazione di poche fibre di amianto per sviluppare il mesotelioma pleurico, malattia mortale nel 100% dei casi, e con un tempo, con un decorso dalla scoperta dei primi sintomi al decesso di 1 anno, cosa che impedisce anche la sperimentazione, la possibilità di trovare nuove cure. Ecco, questo è quello che è la mancata applicazione del principio di precauzione, perché è evidente che con 35 anni di incubazione della malattia non è possibile dimostrare scientificamente nel breve periodo che è dannoso, e questo vale per tutta una serie, un'infinità di nuovi materiali che vengono scoperti costantemente, di nuovi, anche novel food vengono chiamati, nuovi cibi che vengono messi in commercio, su cui è evidente non si può fare un certo tipo di sperimentazione. Quindi l'approccio basato sulla scienza degli Stati Uniti, che pone la necessità di avere un nesso causale, nel caso per esempio dell'amianto sarebbe stato impossibile nell'arco se non di 30-35 anni. Quindi la differenza tra approccio basato sulla scienza e principio di precauzione fondamentalmente è una decisione. Facciamo noi da cavia umana e aspettiamo di vedere gli effetti di quello che noi stiamo consumando, o invece decidiamo di essere più cauti, e finché non siamo sicuri che qualcosa non abbia un effetto, dico molto banalmente, negativo, ne sospendiamo l'utilizzo. Questo che cosa comporta da un punto di vista pratico? Vi do un po' di numeri. Questo ve lo dico dopo. Che per esempio nel campo della cosmesi ci sono 1372 sostanze che non possono essere utilizzate. Negli Stati Uniti queste sostanze sono soltanto 11, quindi provate a immaginare che cosa significa per una multinazionale come Procter & Gamble, per esempio, per fare un nome a caso, avere una linea di prodotti per gli Stati Uniti e una linea di prodotti per l'Europa, una linea di produzione completamente differente. Questo vale per le creme, vale per i saponi, ma vale anche per banalmente i detersivi, eccetera. Quindi evidentemente un risparmio in termini di costi per un'azienda di questo tipo notevole, la possibilità di avere linee di produzione uniche per un settore piuttosto che per l'altro. Quindi da un punto di vista della chimica, 143.000 sostanze sono registrate, monitorate dal regolamento REACH. Non esiste un omologo simile negli Stati Uniti, cioè chi vi dice la Food and Drug Administration negli Stati Uniti è estremamente severa, è verissimo, la Food and Drug Administration negli Stati Uniti è molto severa, ma per le poche regole che si è data, cioè ci sono pochi prodotti che vengono considerati non utilizzabili, poi su quelli nessuno nega che sono assolutamente severi nell'applicazione delle norme, anche se anche su questo avrei qualcosa da ridire. OGM è sicuramente la cosa più diciamo nota. Gli OGM non è che non esistano in Europa, ma hanno un procedimento di approvazione completamente differente, vengono utilizzati nei mangimi animali, mentre negli Stati Uniti vengono regolarmente utilizzati nell'alimentazione, e anche con un numero
decisamente spaventoso, perché oltre il 90% del mais OGM, il 94% della soia, il 96% del cotone. In generale il 75% del cibo che si trova sugli scaffali in un supermercato degli Stati Uniti è OGM. Quindi ci chiediamo anche in questo caso come sia possibile fare un'armonizzazione, cioè in che modo ci può essere un capitolo agroalimentare tra Stati Uniti ed Europa, nella misura in cui mi dicono no, ma gli OGM non sono messi in discussione, non entreranno mai in Europa. Ti chiedi allora che cosa entra. Lo stesso vale per la carne, visto che quasi la totalità della carne americana è trattata con gli ormoni, vengono utilizzate sostanze come la ractopamina che sono proibite in Europa. Che poi, slide precedente, non ritorno indietro per velocità ma la trovate poi nel vostro materiale, che poi sia più giusto un sistema piuttosto che l'altro, questo non lo possiamo sapere, però se guardiamo i dati abbiamo delle conferme abbastanza interessanti. I nostri sistemi, che sono molto diversi anche per quel che riguarda l'approccio che si dà alla filiera agroalimentare, che noi abbiamo un approccio step by step, quindi controlliamo la sicurezza di ogni passaggio, no? La chiamiamo dalla fattoria alla forchetta, e ogni passaggio ha il suo sistema, tutte le sue certificazioni. Se c'è qualcuno qui che ha lavorato, conosce un po' il sistema agroalimentare italiano, che è poi quello europeo, sa che è molto controllato ed è molto sicuro. Negli Stati Uniti loro non hanno questo tipo di approccio, ma intervengono soltanto alla fine della filiera e hanno un'attenzione un pochino più forte su quella che è la carica microbiologica, diversamente da noi, e quindi effettuano poi i lavaggi per esempio con la clorina eccetera, cosa che anche in questo caso da noi è vietata, e in effetti raggiungono certi tipi di obiettivi, tant'è vero che il 70% degli antibiotici che vengono venduti negli Stati Uniti non sono destinati all'utilizzo delle cure umane, ma esclusivamente negli allevamenti. Quindi loro hanno questo interesse molto forte sulla carica batteriologica, ma se poi guardiamo i numeri, gli ultimi dati disponibili ci dicono che abbiamo 3.000 decessi per intossicazioni alimentari negli Stati Uniti contro i 90 decessi nello stesso periodo di osservazione in Europa. Considerando poi che loro sono 300 milioni di abitanti, noi 520 milioni, anche in termini percentuali vediamo che decisamente l'impatto sulla salute pubblica dell'approccio americano ha molti più danni rispetto a quello che, pur 90 morti sono sempre tanti, ma sono sicuramente poche rispetto alle 3.000 americane. Quindi anche nel breve periodo il nostro approccio è decisamente più garantista nei confronti della salute pubblica. Io odio questa penna, ve lo comunico. Bene, allora, fatto un po' questa cornice veloce su quelli che sono gli impatti sulla salute, ci sarebbero anche tante altre cose da dire, ma per velocità di tempo non ce lo possiamo permettere. Allora vediamo qual è il ritorno economico di questo accordo, perché se abbiamo visto che da un punto di vista della salute dei cittadini abbiamo tante domande, ci poniamo molte questioni, ora noi qui abbiamo parlato soltanto delle questioni note, attenzione, il discorso è soprattutto valido per le cose che non conosciamo, perché non sono ancora arrivate. Tutto il discorso che vi facevo sui novel food, i nuovi cibi in realtà, è assolutamente importante. Per esempio la clonazione animale, tutte le tecnologie di sperimentazione sulla clonazione, fa sì un approccio piuttosto che un altro che per gli Stati Uniti sia assolutamente normale utilizzare certi tipi di sostanze che da noi in realtà gli standard impediscono. Allora vediamo se questi rischi che potremmo correre hanno un contraltare economico, ossia se veramente il TTIP è questa panacea per tutti i mali economici. Allora, io provengo dal mondo aziendale, ho fatto negli ultimi 15 anni della mia vita consulenza alle piccole e medie imprese, mi sono occupata anche di internazionalizzazione di azienda, nella mia famiglia siamo imprenditori, quindi non posso dire che il TTIP assolutamente porta solo ed esclusivamente disastri, non è vero, perché effettivamente uno snellimento della burocrazia in certi casi può aiutare. Ma chi può aiutare? Beh, può aiutare soprattutto quelle aziende che oggi hanno già un mercato negli Stati Uniti, che hanno già un mercato forte, residente, perché per la conoscenza che ho io,
e soprattutto aiuta le grandi aziende, che ovviamente il mercato negli Stati Uniti e in Europa vicendevolmente già ce l'hanno. Ma la piccola e media impresa, quella che casomai è il 95% del tessuto economico europeo, in Italia si arriva anche al 97%, se poi ci mettiamo insieme anche la media arriviamo al 99%, beh, che sia proprio agevolata dal TTIP, parliamone. Perché? Beh, intanto senza fare dell'opinionismo o delle valutazioni che sono personali, andiamo a vedere su che cosa si basano e devono basarsi le persone che vogliono questo tipo di accordo e che lo stanno portando avanti, nella fattispecie la Commissione. Una cosa che si chiama studio di impatto, che può lasciarci abbastanza indifferenti, ma sono i numeri su cui si stanno basando tutte le valutazioni. Allora, sugli studi di impatto c'è molto da dire, nel senso che intanto possono essere fatti secondo dei modelli econometrici differenti e così avviene, soltanto che la Commissione ne tiene in considerazione soltanto uno, sempre e comunque. Infatti, dei modello econometrico che viene utilizzato è questo, che è il CGE, Computer General Equilibrium, che ha alcune limitazioni. Non stiamo ad addentrarci troppo nella questione tecnica, però sappiate che esistono diversi modi per arrivare a fare uno studio di impatto. La Commissione europea utilizza sempre questo modello e utilizza anche sempre la stessa società a cui richiede gli studi di impatto, nella fattispecie il CEPR, e ci sono poi invece gli studi indipendenti che arrivano a risultati come quello medio e quello neutro. Neutro in assenza di accordo, quello medio a un certo tipo di risultato, il più favorevole, cioè se si arriva con le negoziazioni a un risultato che viene considerato il più ambizioso possibile. Ecco, allora vi dico quelli che sono i risultati nello scenario migliore secondo lo studio del CEPR. Ci sarebbe un aumento del PIL europeo dello 0,5%, ma non all'anno, dopo 10 anni dall'implementazione. Quindi stiamo parlando dello 0,05% annuo. Crescita fondamentalmente nulla. Lo stesso accordo però dice anche che nel breve periodo ci sono gli assestamenti del mondo del lavoro che portano alla perdita di lavoro per 1.300.000 persone, senza che poi venga esplicitato come questo 1.300.000 persone potranno ritrovare occupazione all'interno dell'Unione Europea. Perché? Perché chiaramente, siccome l'accordo non viene gestito Stato per Stato, ma come Unione Europea, è evidente che a crescita zero, se è però così interessante portarlo avanti, è perché ci saranno alcuni settori e alcuni stati che ne beneficeranno e altri settori e altri stati che invece avranno delle perdite. Quindi ci saranno 1.300.000 persone, si ipotizza, non è detto che saranno 1.300.000, però questo è uno degli effetti già messi in conto, che avranno problemi perché il loro settore sarà messo in crisi e colpito da questo tipo di accordo, ma contestualmente, cioè nello stesso periodo di tempo, alcuni settori guadagneranno e quindi potranno avere un incremento per esempio dell'occupazione. È un po' come dire, non importa se chiude un'azienda vitivinicola qui del Veneto, perché magari deve subire la concorrenza dei vini americani, non è questo il caso, ma solo per fare un esempio, nella misura in cui però magari un produttore di autoveicoli del nord Europa incrementa così tanto la sua performance e assume un po' più di persone, cioè tu che fino a ieri hai fatto l'agricoltore in Veneto, domani mattina vai a fare il metalmeccanico in Germania, facile, si chiama mobilità assoluta del mercato del lavoro, che negli Stati Uniti c'è, ma c'è per un motivo ben specifico. Intanto perché culturalmente sono più propensi e più disposti a muoversi. Hanno nel DNA, nella loro cultura, che vanno a fare l'università già a 17 anni a migliaia di chilometri da casa e si fermano a vivere in un posto piuttosto che un altro e quando trovano un altro lavoro vendono tutto quello che hanno a casa e vanno via. E perché lo fanno? Forse perché negli Stati Uniti parlano tutti inglese. Noi in Europa non parliamo tutti la stessa lingua. Culturalmente non abbiamo una mobilità assoluta del mercato del lavoro e magari non la vogliamo neanche avere, o magari sì, ma dovrebbe rimanere una scelta personale. Ecco, questo è uno dei problemi. Quindi, fatti soltanto salvi questi due già macro dati, crescita nulla, mercato del lavoro
in grossa difficoltà. C'è un terzo elemento che viene sempre da studi considerati ufficiali, che ci dice, che questo è il pericolo più grosso, che ci dice che il TTIP porterà una cosa che si chiama trade diversion, cioè una sostituzione commerciale tra traffico intracomunitario, cioè commercio tra Stato e Stato dell'Unione Europea, sostituito da commercio che arriva dagli Stati Uniti, tra il 30 e il 40%. Che cosa significa? Che le nostre aziende che oggi sono abituate a fare commercio, e lo chiamano internazionale impropriamente, perché in realtà un'azienda che vende in Francia in realtà fa mercato interno, però è abituata a dire che fa commercio internazionale, perderà il suo mercato di riferimento, che può essere la Francia, la Danimarca, la Germania, perché lo stesso mercato sarà conquistato da aziende che provengono dagli Stati Uniti. Però all'Europa si aprirà un mercato negli Stati Uniti. Quindi la domanda è: quali sono quelle aziende che hanno oggi la possibilità di andare negli Stati Uniti? Perché ecco, questo è quello che non dicono gli studi, ma vi dico io, e non lo dico soltanto io, come persona che ha fatto azienda, e lo dicono magari persone come il dottor Zetti, che è l'ex marketing manager di Barilla, che a un incontro in Camera di Commercio di Milano ha esattamente detto le stesse cose, cioè alla domanda quanto il TTIP potrà essere utile per una piccola e media impresa, lui gli risponde: ma signori, dipende. Perché vedete, per fare commercio negli Stati Uniti non è soltanto una questione di regole e di burocrazia, è una questione di modello commerciale e di possibilità di entrare in contatto con un modello distributivo ben particolare. Ora, negli Stati Uniti non è che si può prendere la valigetta con il proprio agente e andare a cercare di vendere a possibili acquirenti. Hanno un modello distributivo molto particolare e se tu azienda non sei in grado di fornire A, quantità, B, standard di prodotto, omogeneità di prodotto, hai qualche difficoltà. E allora anche a chi vi dice: no, ma io finalmente smetterò di pagare questi dazi per poter esportare il mio vino negli Stati Uniti, dico: questo può anche darsi, ma già oggi una bottiglia su 3 è italiana e non hanno grosse difficoltà a pagare un po' di più una bottiglia di vino, perché è una nicchia di mercato ed è un settore di mercato, e se tu non fai almeno 500.000 bottiglie l'anno, tutte uguali, non è che domani mattina ti si apre il mercato americano, ti rimane un mercato di nicchia che hai con e senza il TTIP. La differenza vera è che con il TTIP avrai in realtà una concorrenza, ma non in Italia, che magari non si pone nemmeno il caso dell'Italia, ma la concorrenza ce l'hai nel resto d'Europa. E questo vale per i vini, vale per i formaggi, vale per tutta una serie di prodotti che i nostri produttori oggi stanno già vendendo in Europa e che saranno sottoposti alla concorrenza del TTIP fortissima, perché in realtà il mercato del Italian sounding, cioè di quei prodotti che vengono fatti negli Stati Uniti e che hanno un suono vagamente simile a quello italiano, vale negli Stati Uniti oltre 25 miliardi di dollari. Quindi è un mercato decisamente importante. L'impatto economico è valutato in questi termini. Ci sono gli studi, ci sono le opinioni, ci sono quei fatti che sono quelli che vive l'imprenditore tutti i giorni. In realtà qualcuno sarà un po' difficile su questo tema, perché molti imprenditori che oggi hanno grosse difficoltà, effettivamente non è facile fare impresa in questo momento in Italia, alla parola vi si aprirà il mercato americano perché avrete grandi opportunità, molti ci credono anche e sperano che questo sia vero. Ecco, bisogna essere bravi per fargli vedere le due opzioni e fargli capire che il mercato americano non è l'Eldorado, ha delle regole ben precise, è sottoposto a un certo tipo di meccanismo distributivo che di fatto chiaramente agevola più la grande azienda rispetto alla piccola, e che se non ti chiami Ferrarini e non hai 3.000 dipendenti e non fai prosciutti e formaggi in grande quantità, non è che il TTIP per te cambierà la vita. Io parlando con molti imprenditori che fanno analisi normalmente, la risposta che ho ricevuto è stato: nella migliore delle ipotesi per me il TTIP non cambia assolutamente niente, nella peggiore mi può creare un po' di problematiche. Quindi anche l'impatto economico del TTIP prevalentemente è zero. Ultimo punto di preoccupazione, e poi finisco, queste sono tutte cose che vi ho già detto.
il discorso relativo a sovranità e democrazia. Questo è un punto assolutamente importante sia del TTIP sia di tutti gli accordi commerciali. Anche qui vado velocemente e poi troverete comunque tutto nelle slide. Il TTIP vuole, o meglio, gli Stati Uniti vogliono, ma lo vogliono anche alcuni nostri stati europei, una cosiddetta clausola di composizione delle controversie. È molto tecnico, lo so, è un po' noioso, cerco di essere il più semplice possibile, che si chiama un'altra sigla incomprensibile, ISDS, Investor to State Dispute Settlement. Che cos'è? È un istituto di diritto privato fondamentalmente, cioè la possibilità che ha un'azienda oggi, quando fa un accordo con un'altra azienda, di scrivere, non so se avete mai visto un contratto in fondo, che in caso di controversie, invece che rimandare al foro D, si rimanda a un collegio arbitrale. Ossia si prendono 3 giudici, che normalmente sono però, cioè non sono giudici veri, sono 3 persone che si prestano a fare l'arbitro in una disputa, uno scelto da ogni parte e uno scelto congiuntamente, e si rimanda a loro una decisione inappellabile riguardo a questa controversia. È un istituto abbastanza tipico del mondo imprenditoriale, perché ora che io e lui per esempio abbiamo un problema e decidiamo come metterci d'accordo, un problema di qualunque tipo, che può essere io ti ho promesso di venderti 100 prodotti al prezzo 5, poi non te li vendo più, tu hai dei problemi perché li avevi promessi ai tuoi clienti, se mi fai causa davanti a un tribunale nazionale passano 10 anni e nel frattempo i nostri rapporti sono fermi lì, è un problema. Quindi chiaramente, siccome la normativa e la giurisprudenza sono abbastanza lente in Italia ma anche in altri stati e non sono compatibili con la velocità del mondo aziendale, ci si rifà a un collegio arbitrale. Con 2 soggetti privati, non ci sono interessi pubblici in mezzo, si può fare. Ecco, loro vogliono spostare questo istituto, però spostandolo in che modo? Concedendo ad un'azienda privata la possibilità di fare causa ad uno Stato, non ad un'altra azienda, ad uno Stato in tutte le sue declinazioni, quindi in Italia anche alle regioni, anche ai comuni. Nella misura in cui venga adottata una politica pubblica che limita, o si crede limiti, l'interesse legittimo dell'azienda a fare utili. E dico legittimo perché effettivamente l'azienda ha il legittimo interesse a fare utili, ma allo stesso modo un ente pubblico ha il legittimo interesse di adottare politiche pubbliche a difesa dei cittadini. Ecco, noi invece mettiamo un'azienda nelle condizioni di poter bloccare la possibilità di un ente pubblico di legiferare a difesa dei cittadini. Non sto raccontando cose straordinarie che non avverranno mai, perché sono già avvenute all'interno di altri accordi più diversi, di minor impatto, e ci sono tanti esempi che noi abbiamo registrato per quanto possibile, perché in realtà non esiste nemmeno un obbligo di pubblicità di questi accordi. Allora, questo è quello che vi ho detto, quindi il collegio arbitrale, inappellabile peraltro. Esempio, con il TTIP 47.000 aziende avrebbero la possibilità di fare causa ai nostri governi per i motivi più disparati. Alcuni esempi che ci sono già stati all'interno di alcuni accordi differenti. Germania decide di dismettere le centrali nucleari e dice no al nucleare, la Vattenfall, che era un'azienda che aveva un appalto per la manutenzione delle sue centrali, dice anche no, e quindi chiede 6 miliardi di euro di compensazione. Oppure mi viene in mente la Philip Morris, che ha fatto causa all'Australia, tra l'altro gli ha fatto causa contro il packaging delle sigarette. Sapete, quando hanno incominciato a scrivere nuoce gravemente alla salute, loro hanno quantificato effettivamente una diminuzione della vendita di sigarette e gli hanno fatto una bella causa, causa che prevede sia il danno emergente che il lucro cessante, quindi è abbastanza importanti queste cause. E ha usato però la sua filiale in Singapore.
Ecco perché noi siamo particolarmente preoccupati per il CETA, perché il CETA, che prevede la stessa clausola, adesso l'hanno cambiata, non si chiama più ISDS, si chiama ICS, cioè si sono inventati una Corte Suprema per poter risolvere alcune delle obiezioni che sono venute da più parti rispetto a questo sistema, e non sono più 3 gli arbitri ma sono 15, e dovrebbero farlo esclusivamente ma in realtà non possono. Di fatto non risolve l'obiezione più importante, ossia che è possibile per un'azienda fare causa ad uno Stato tramite un collegio privato e non davanti a un collegio normale. Questo tipo di meccanismo è contenuto anche nel CETA, e pensate che di queste 47.000 aziende ben 41.000 hanno sede già oggi in Canada, quindi potrebbero utilizzare il CETA per fare fondamentalmente la stessa cosa che farebbero già con il TTIP. Vado veloce e mi avvio in chiusura. Non è l'unico problema questa clausola di composizione delle controversie. Abbiamo anche la cooperazione normativa o cooperazione regolamentare, che praticamente ha uno scopo di mettere insieme legislatori americani ed europei in modo da battere ogni barriera al commercio, cioè intervengono ancora prima, fanno la valutazione delle leggi prima che queste vengano approvate, per valutare la loro conformità al trattato, e quindi in modo da evitare poi le cause successive. Ecco, guardate, questa è un qualche cosa che effettivamente ha un rischio così grande rispetto alla nostra autonomia legislativa che non è nemmeno quantificabile, perché vedete, un piccolo comune non sarà più in grado di dire, per esempio, dopo che ha magari privatizzato la distribuzione dell'acqua, di decidere di ritornare indietro e di ripubblicizzarla completamente, perché una qualunque azienda americana che aveva vinto l'appalto per la distribuzione dell'acqua in quel caso potrebbe fare causa. E badate bene, uno Stato o un ente locale la causa non la vince mai, perché non può vincere, l'unica cosa che può succedere al limite è non perdere, ma come abbiamo visto non è così semplice, ci sono in questo momento oltre 30 miliardi di giro d'affari intorno alle cause di questo tipo, e sono abbastanza pericolose. Bene, direi che questi 3 elementi sono i 3 elementi principali che pongono diversi interrogativi a questo tipo di accordo, e che ci spingono a muoverci il più possibile per fare il maggior numero di persone informate possibili. Noi non abbiamo la possibilità di avere un dibattito su questi argomenti perché da un punto di vista squisitamente giornalistico di TTIP si parla molto poco, se non in casi molto specifici. Questo non avviene all'estero. All'estero le altre, su quasi tutti i media ne parlano moltissimo. Lo scorso anno a Berlino 250.000 persone hanno manifestato contro il TTIP, con una grande risonanza mediatica in tutta Europa. Penso che in Italia non ne abbia parlato nessuno. Cosa si può fare? Per chi in questo momento è portavoce, è possibile portare una mozione in comune, ma anche in regione, anche se non è molto vicino a noi, la regione Lombardia si è espressa contro il TTIP, per saperlo. 2095 comuni in Europa si sono già dichiarati anti-TTIP, in Italia sono oltre 100. Io ho collaborato alla stesura di una mozione tipo che potete trovare sia sul mio sito, sul sito della campagna Stop TTIP, insomma è abbastanza facile trovare, ma sicuramente troveremo il modo. È un modo per dire questo è un comune no TTIP. Serve per fare informazione, e soprattutto la cosa importante è fare informazione sui cittadini, perché è la cosa più importante, è quella di andare a informare le persone, in modo anche che, poiché ora che verrà ratificato in Italia, che sia il CETA, onestamente anche il CETA, o il TTIP, teoricamente non dovrebbe esserci questo governo. Quindi sarebbe anche interessante andare a vedere quale forza politica sarà in maggioranza al governo ora che arrivano questi accordi, e vedere da che parte passa l'asticella, se
sempre verso un mondo dove dominano le grandi aziende, perché fondamentalmente quello che vogliono questo tipo di accordi è creare un mercato ideale, un mondo dove sono le regole stesse ad essere scritte dalle aziende piuttosto che dagli stati, e dove le aziende fondamentalmente riescono a muovere fette di consumatori, perché lo capite anche voi che in un mercato che non cresce, e lo dicono tutti gli studi, in realtà l'interesse è quello di spostare quote di fatturato da aziende più grandi, che quindi da questa standardizzazione hanno chiaramente tutto da guadagnare, a sfavore di aziende più piccole, che molto spesso invece da questa pluralità di esigenze differenti facevano anche la loro grande forza, perché un'azienda piccola è più flessibile e più in grado di rispondere ad esigenze differenti. Ecco, questi sono un po' i meccanismi che vogliono essere messi lì. Noi abbiamo la possibilità di informare i cittadini su questi tre punti fondamentali: l'impatto sulla salute, l'impatto di tipo economico, anche negativo se per caso sei un piccolo o medio imprenditore, e l'impatto sulla sovranità, sulla capacità nostra regolamentare. Direi che sono tre ambiti già abbastanza importanti per poter dire che questi accordi devono essere portati avanti, sì, perché l'accordo commerciale comunque serve, ma avendo al centro dell'agenda politica sempre il destinatario ultimo di quelle che dovrebbero essere le nostre azioni, che è il cittadino e non qualche altra entità economica anche sconosciuta. Non si arrivi ad un accordo per i 5 anni successivi alla conclusione dei negoziati non può essere divulgato nessun tipo di materiale, quindi in realtà il TTIP è anche più trasparente di altri. Su questo noi abbiamo fatto una battaglia sulla trasparenza dal primo giorno, insieme anche ad altri gruppi politici, e abbiamo ottenuto di poter accedere non soltanto a queste sale riservate dove poter prendere visione di alcuni documenti, ma anche di avere incontri con i negoziatori prima e dopo ogni round negoziale, avere dei documenti che possiamo osservare, e la società civile, anche se molto poco, perché la maggior parte degli incontri sono stati fatti con rappresentanti di grandi aziende, ha avuto comunque un certo spazio per dire la sua in riunioni e in occasioni di confronto con la Commissione. Allora, in questo momento l'accordo con il Canada aspetta la ratifica del Parlamento europeo. Siccome noi la settimana scorsa abbiamo votato per poter portare una risoluzione del Parlamento europeo, quindi un documento che esprime la posizione del Parlamento europeo, che chiede di portare davanti alla Corte di Giustizia direttamente il trattato per verificarne la compatibilità con i nostri trattati, con il trattato di funzionamento dell'Unione Europea. E questa risoluzione è stata bocciata, cioè il Parlamento europeo si è espresso per non chiedere un preventivo controllo da parte della Corte di Giustizia europea. Questa la dice lunga su quello che sarà poi l'andamento quando si dovrà ratificare l'accordo. Evidentemente lo ratificheremo, le stesse persone che non hanno voluto andare in Corte di Giustizia ovviamente sono le stesse persone che vogliono che l'accordo si implementi il più velocemente possibile, però solo per la parte di competenza esclusivamente europea, quindi non per la parte per esempio delle barriere non tariffarie. Quelle non entrerà in vigore quella parte. Per poter entrare in vigore completamente e sopravvivere il CETA bisogna dell'approvazione di tutti i parlamenti, ne basta anche uno solo, in questo caso basterebbe anche il piccolo Parlamento. Allora, intanto questa clausola ISDS sarebbe la prima volta che fa parte di un accordo di nuova generazione, quelli che vengono chiamati accordi di Deep and Comprehensive, cioè di così vasta portata, mentre è già presente in accordi bilaterali di minore impatto. Anche noi in Italia, per esempio, siamo stati chiamati in una causa contro 3 aziende, mi pare che siano soltanto 3, in virtù dell'Energy Charter Treaty. Alcune aziende avevano fatto investimenti in Italia a seguito di questo accordo, per cui per il fatto che il governo aveva i cosiddetti incentivi sul fotovoltaico. Quando li ha tolti, queste stesse aziende ci hanno fatto causa. Quindi era un accordo specifico. Ora, la Philip Morris non poteva far causa all'Australia perché non c'era un accordo con gli Stati Uniti, ma siccome esisteva con Singapore ha potuto fare causa dalla filiale di Singapore. Allora con il CETA potrebbe succedere la stessa cosa. Il TTIP ancora non c'è, ma siccome delle 47.000 aziende che ci sono negli Stati Uniti che potrebbero farci causa con il TTIP, 41.000 hanno già una sede in Canada, è chiaro che approvando il CETA potrebbero fare la stessa cosa e fare causa all'Europa per qualche politica pubblica adottata
limitanti la loro possibilità. Noi come Italia in questo momento saremmo comunque all'interno di uno scacchiere internazionale dove contiamo veramente molto poco, non abbiamo un'autonomia energetica, non abbiamo un piano industriale e abbiamo una politica che è stata che ha portato avanti negli ultimi 30 anni follemente interessi di tipo personale, neanche aziendale, veramente personale. Questo ci ha portato in una condizione di estrema debolezza e oggi io sono convinta che in questo mondo la competizione tout court sia qualcosa che ci porterà alla disfatta, cioè la competizione va bene nei giochi, va bene quando serve per aumentare le proprie performance, va bene quando ti scontri con una squadra se è sana e non è dopata, perché ti permette di migliorare. Ma oggi per come siamo organizzati a livello mondiale, anche da un punto di vista economico, bisogna spostare dalla competitività sfrenata verso una maggior convergenza, perché soltanto la distribuzione di risorse, una giusta pianificazione delle risorse che abbiamo a livello mondiale, cosa che sta cercando di fare con queste infinite sessioni tipo COP22 che servono soltanto di facciata ma poi nei fatti non portano a nessun risultato, ma nella verità è soltanto con l'unione che si riesce a risolvere certo tipo di problematiche e anche a livello economico io sono dell'idea che non saremo noi in grado di farcela da soli, è soltanto insieme che si può fare, quindi io credo ancora fortemente non in un modello europeista ma in un modello mondialista dove si riesca ad arrivare a una competizione non per la legge del più forte ma semplicemente per ottenere migliori risultati. Quello che manca è mettere l'essere umano al centro dei propri sforzi, questo non avviene, quello che sta avvenendo è in realtà uno spostamento verso le aziende di maggior grandi dimensioni e dover combattere contro questo sistema come Italia da soli potrebbe essere ancora più pericoloso. Quindi credo che prima dobbiamo conquistarci eventualmente un'autonomia, una forza come paese con una politica industriale e una autonomia veramente decisionale che oggi non abbiamo. Ma non l'abbiamo proprio a livello italiano, figuriamoci a livello europeo. Sicuro le grandi lobby finanziarie hanno grandi interessi verso questi accordi, non è un segreto per nessuno. JP Morgan ha scritto nel 2013 una lettera in cui per risolvere la stagnazione economica sostanzialmente chiedeva di bypassare le costituzioni nazionali proprio perché erano troppo protettive rispetto alla possibilità per un'azienda di fare tout court quello che vuole, detta in termini veramente pratici. Il TTIP non è un accordo che mette in contrapposizione Stati Uniti e Europa, è un accordo che mette in contrapposizione due visioni dell'economia e due modelli economici differenti. Quindi in realtà il TTIP è fortemente voluto da aziende anche europee. Faccio un esempio, un'azienda come Bayer, che poi guarda caso si è anche comprata a Monsanto, ci ha provato, ha tutto l'interesse di un abbassamento degli standard, perché l'industria farmaceutica oggi ha un regolatorio strettissimo in Europa e per poter mettere sul mercato nuovi medicinali deve comunque fare anni e anni di sperimentazione, un regolatorio molto stringente anche poi diverso da Stato a Stato, cosa che invece non deve fare negli Stati Uniti. Vi faccio un esempio, io ho seguito un'azienda omeopatica, il settore omeopatico è particolarmente stringente anche perché dà fastidio alla medicina tradizionale e per poter mettere sul prodotto nuovi anche soltanto integratori che però permettono di ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo, devono andare ad aprire delle filiali negli Stati Uniti per poter invadere il mercato americano che è molto meno stringente. Quindi capite che l'interesse anche delle aziende all'interno dell'Unione Europea di abbassare gli standard, meno standard significa meno costi fondamentalmente. Quindi da chi sia voluto possiamo ipotizzarlo da una certa elite economica, di sicuro nei fatti quello che vediamo è che gli interessi che vengono portati avanti sono quelli di aziende di notevoli dimensioni. Il TTIP secondo me si arena proprio perché siamo riusciti a portare in evidenza tutte le sue criticità, ormai alla luce del sole non possono negoziarlo come hanno fatto con CETA in assoluta autonomia, quindi è difficile che lo portino avanti. Quello che possiamo fare comunque c'è sempre, è quello di intanto dire no, il processo di approvazione del TTIP sarà lungo, ma anche quello del CETA va abbastanza avanti, ci vanno circa 2 o 3 anni per poter approvare definitivamente il CETA, quindi anche lì non è detta l'ultima parola. Io credo che sia indispensabile portare avanti un grande lavoro di sensibilizzazione e in questo anche porci
come persone che hanno delle alternative. Cioè, noi oggi abbiamo fatto un grosso lavoro di denuncia sul TTIP, sulle sue criticità, però se vedete abbiamo anche detto che non siamo contrari al commercio e che esistono anche delle cose che possono essere fatte. Allora, nella misura in cui riusciremo, ed è quello che si sta facendo, il Movimento 5 Stelle lo sta facendo, a scrivere dei programmi di governo sensati, allora l'opzione B esiste, e indirizzare piano piano il mondo verso una nuova direzione. Intanto dobbiamo andarci per forza, perché se non c'è prevista una forma di danno punitivo che potrebbe essere istituita a questo punto nei nostri sistemi giuridici. Se non fosse così, mi viene da fare una riflessione. Se fossi un'azienda americana, per un banalissimo principio di economia del diritto che a questo punto risulta anche molto chiaro, io dovessi immettere sul mercato un nuovo prodotto, lo immetterei in Europa, perché lì mi costerebbe meno, rischierei meno, perché se qualcosa non va non devo risarcire le somme miliardarie che risarcirei negli Stati Uniti. Assolutamente corretta, riflessione giustissima, ed è esattamente così. Ora, quello di cui noi abbiamo parlato è sicuramente un'estremizzazione di quelli che possono essere, di quelli che sono i pericoli. Poi è chiaro che il trattato, una volta che sarà giunto a completamente, sarà declinato in modi molto differenti. Teoricamente noi non possiamo prescindere dal nostro principio di precauzione, perché è scritto proprio sui trattati. Noi lo abbiamo nei trattati di funzionamento dell'Unione Europea, il principio di precauzione. Però per esempio siamo già stati sanzionati per la questione degli ormoni, siamo stati sanzionati dal WTO, dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché viene considerata una limitazione al commercio. Quindi ci sono delle contraddizioni che andranno viste, vagliate caso per caso ed esplorate. Il caso che lei ha detto nella fattispecie è esattamente così. Nella misura in cui noi avessimo comunque un accordo di questo tipo, per un'azienda americana sarebbe molto più profittevole fare dei test direttamente in Europa, dove poi l'eventuale danno da dover rifondere sarebbe molto sul TPP, cioè l'accordo transpacifico risponde chiaramente a tutta la sua filosofia, che è stata quella di riportare lavoro e industria all'interno degli Stati Uniti d'America, perché accordi come il NAFTA e come il TPP con stati con standard decisamente più bassi, e per standard si parla anche degli standard del diritto dei lavoratori, del salario minimo eccetera, è evidente che per le grosse aziende americane è conveniente poi delocalizzare laddove il mercato costa meno, il lavoro costa meno e il mercato quindi del lavoro è più facile, più flessibile eccetera. Sul fronte europeo non troverebbe lo stesso tipo di situazione, quindi in realtà il TTIP per gli Stati Uniti non è pericoloso secondo la filosofia protezionista di Trump quanto lo è il TTIP, e infatti non è lui che si è espresso contro il TTIP, ma più che altro il suo consulente economico che ha detto noi bloccheremo, fermeremo tutto. Vedremo che cosa farà. Dovrà anche lui fare i conti con le lobby. Io ricordo soltanto la lettera che hanno scritto i 26 senatori americani al capo negoziatore, perché questi senatori hanno scritto dal Dipartimento lettera proprio del Dipartimento dell'Agricoltura americano, facendo vedere le statistiche che hanno evidenziato in questo studio del Dipartimento dell'Agricoltura americano con il TTIP un aumento delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l'Europa, per esempio di carne di pollo del 33.500%, di formaggi del 967%, di carne di maiale del 4.000%. Quindi sono numeri così grandi e così importante il settore agricolo americano e tutta l'industria agroalimentare, che pensate che nello scorso 2 anni fa, le ultime valutazioni riguardano 2 anni fa, ha perso il 10% del suo. È sicuramente vero che è quello che dovremmo essere noi ad esportare i nostri standard, però onestamente anche in questo caso è un po' un discorso di maturità dei tempi per poi riuscire a farlo e poterlo fare. Quindi in questo momento storico dove c'è un'assoluta rigidità e non c'è crescita fondamentalmente da nessuna parte, perché gli Stati Uniti stanno riuscendo ad avere un po' di crescita ma sono ben lontani anche loro dal pieno impiego delle loro risorse, quindi non abbiamo possibilità grandi di crescite esponenziali come ci sono state in periodi storici
diversi, tant'è vero che chi fa crescita a doppio zero sono i paesi in via di sviluppo, in questo momento sono il Marocco, sono altri stati, che chiaramente partendo da una base differente, è per questo che dico va rivisto il modello economico, perché con le basi che noi abbiamo oggi una crescita a doppio zero non la puoi proprio più vedere, non è pensabile, non è ipotizzabile, devi cambiare paradigma. Quello che sta succedendo invece è che si sta dando la responsabilità della crisi della mancata crescita molto spesso anche a questi standard che diventano un intralcio. E allora cosa succede? Succede che in stati come in Italia, al di là degli accordi commerciali, si fa il Jobs Act, che viene visto come un intralcio alla possibilità di fare business, perché crea una rigidità nel mondo del lavoro che non è compatibile con un certo tipo di meccanismo economico. Ecco, da lì a pensare che noi siamo in grado di dettare le regole agli Stati Uniti, onestamente io la vedo un po' difficile in questo momento. Sono un po' pessimista. Quindi le basi di partenza da cui hanno avuto origine e forza accordi commerciali di questo tipo sono in realtà la volontà proprio di andare a togliere un po' di regole, anche con della falsa propaganda che fanno, e quando dicono populisti a noi, loro in realtà ci battono alla stragrande, perché quando vanno piccoli e medi imprenditori gli dicono guarda che facciamo il TTIP così togliamo la burocrazia e tu con lo snellimento della burocrazia spenderai meno, il piccolo e medio imprenditore gli vengono gli occhi a forma di cuore come nei cartoni animati, ma è propaganda, perché in realtà non tolgono nessun tipo di burocrazia. Tant'è vero che il capitolo piccole e medie imprese del TTIP si riduce ad essere un sito internet dove sono scritte alcune cose per rendere più accessibile, più facile, ma non è quello il problema delle piccole e medie imprese come ho spiegato prima, non è solo quello. Allora loro fanno una gran propaganda, in realtà lo scopo è sicuramente quello di creare non solo standard più bassi, sicuramente un po' più bassi, perché in questo momento gli standard sono visti come un problema, e vi dico andatevi a leggere la lettera di JP Morgan che lo spiega bene bene quanto sono problematiche in questo momento le opposizioni che possono fare i cittadini a un certo tipo di normativa che invece favorisce l'azienda ma di certe dimensioni. E quindi in realtà il tentativo di abbassare gli standard nostri magari non è così evidente, ma nemmeno quello di alzare i loro, è proprio un tentativo di standardizzazione, di creazione di economia di scala e di mercato solo nelle mani, concentrandolo nelle mani di grandi aziende. La domanda è che cosa succede ad una nazione come la nostra dove il 95% delle aziende sono piccole. Ma il Messina è un altro esempio, capisci? Dove comunque si sta dando veramente sempre più forza, sempre più potere al grande. Ed è questo quello che succede nel libero scambio. In un mercato completamente libero il pesce più grande sopravvive, il pesce più piccolo muore. Come si pone il TTIP rispetto a precedenti trattati internazionali già esistenti? Quale legge prevale? E secondo, quando noi inseriamo le norme di riferimento, appunto, inseriamo trattati internazionali di riferimento, le norme UNIDROIT, le convenzioni internazionali delle camere di commercio e inseriamo come corti arbitrali, perché si fa normalmente nei trattati internazionali, le camere arbitrali delle camere di commercio. Questa corte prevista dalla clausola ISDS che cosa è? Che è una corte privata, come è formata? E ultimissima domanda, saltando di argomento ma mi pareva importante. Il TTIP, e credo di conoscere purtroppo già la risposta, prevede una tutela dei nostri marchi territoriali, DOP? Allora, parto subito con l'ultima. La tutela dei marchi è uno degli argomenti più controversi perché loro non lo vogliono, quindi mentre noi debolmente lo portiamo avanti, nel senso che comunque anche a livello europeo la tutela delle indicazioni geografiche non è che sia poi così sentita, anche perché è espressione di pochi stati membri, tra cui l'Italia, la Francia, un po' la Grecia, un po' la Spagna, ma chiaramente non di tutti, e quindi già viene portata avanti con una certa debolezza. Di sicuro è fortemente osteggiata dagli Stati Uniti che non la riconoscono nel modo più assoluto e quindi diventa problematico. Sicuramente quello è uno dei capitoli molto, molto più controversi. Per la questione di SDS, di cui la questione è complessa, la questione del diritto, fondamentalmente l'accordo dovrebbe avere come base di riferimento il trattato
E è chiaro che anche in questo caso noi, per esempio sul CETA, perché abbiamo eccepito la Corte di Giustizia come parere vincolante prima anche della ratifica del Parlamento europeo? Proprio perché ci sono tanti casi di contraddizione, non soltanto con per esempio i trattati europei, ma anche con l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per esempio. Quindi ci sono sicuramente tante cose che vengono in gioco. Lì è veramente cibo per i giuristi internazionali, ed è evidente che in stati aggressivi come gli Stati Uniti, dove la dimensione media aziendale è sicuramente maggiore rispetto alla nostra, basti pensare che la stessa piccola media impresa che da noi arriva fino a 250 dipendenti, da loro è di 500. Le possibilità economiche sono decisamente diverse, è evidente che poi vince chi ha il legale più diciamo preparato, più efficace, più forte. Da un punto di vista invece di che cos'è questa Corte, è un'altra bella domanda. Allora, in questo momento l'Europa si è svegliata molto contro gli SDS e c'è stata un'opposizione fortemente anche tedesca. Ed questa è l'unica cosa che un pochino ci ha salvato, perché l'Europa è a trazione tedesca. Quindi l'opposizione della Germania, fatta soprattutto dal partito, dai Verdi, ma anche dalla sinistra, diciamo, da tutta la sinistra, e al forse finito idillio tra i due partiti principali che sono l'SPD e il CDU, ha finito, vedremo poi nei fatti se sarà veramente così, ha fatto sì che ci sia stata una nuova proposta da parte della Commissione per questa nuova Corte, che appunto si chiama ICS, una Corte di diritto superiore addirittura, con alcuni, non lo abbiamo ancora nei dettagli tecnici pratici, però sappiamo che invece che essere 3 membri saranno 15. Sappiamo che saranno scelti tra persone che hanno i titoli per essere giudici, sappiamo che saranno retribuiti sulla base delle cause che faranno e non a percentuale sugli indennizzi, che è già qualcosa che comunque ci conforta un pochino, ma non completamente, ma di fatto non si elimina il problema grande, che è quello dell'azienda straniera, che tra l'altro avrebbe un trattamento di favore rispetto alla stessa azienda dello stesso Stato, voglio dire, no? Quindi a un'azienda straniera tu dai la possibilità di avere una compensazione, all'azienda interna no. Che, voglio dire, le nostre aziende devono fare quotidianamente i salti mortali con le leggi che cambiano e mica hanno la possibilità di andare dallo Stato a farsi rifondere i danni per investimenti che hanno fatto sulla base di quadri normativi esistenti che poi sono cambiati dall'oggi al domani, e questo crea anche una distorsione della concorrenza, tra le altre cose. Questi sono tantissimi dei quesiti irrisolti e chiaramente sono punti di criticità dell'accordo. Allora, a livello diciamo di gruppi politici più che di stati abbiamo una forte opposizione esclusivamente da parte nostra, della sinistra nordica e dei Verdi, proprio come posizione molto critica nei confronti dell'accordo. In realtà ci sono anche i colleghi della destra, quindi Salvini e Le Pen per intenderci, e i loro seguiti, che hanno una posizione critica senza avere però un'attività di lavoro sul tema, quindi non fanno divulgazione, sono contrari e basta. A livello di stati c'è una certa sensibilità da parte degli stati del nord per quelle che sono le implicazioni di tipo ambientale e sulla salute, quindi sono abbastanza sensibili soprattutto i paesi del nord, mentre paradossalmente i paesi del sud, che sono quelli che potrebbero poi anche avere più impatto economico, sono un po' più deboli per quel che riguarda la loro posizione. A livello nazionale non è un tema che stiamo trattando e di cui ci stiamo occupando a livello nazionale, come dicevo è un tema anche molto tecnico, molto difficile, è più facile forse raggiungere le persone un po' più direttamente, però vengono fatti incontri tematici molto spesso. Io sono 2 anni che giro l'Italia su questo tema,
che comunque attira molto, e i colleghi in Italia lo stanno seguendo facendo delle interrogazioni eccetera, ma essendo un tema prettamente europeo, arriva poi in Italia soltanto alla fine, quando verrà nel processo di ratifica, non hanno attività legislativa vera e propria da poter fare, se non comunque ci sono gli affari assegnati, vengono seguiti dai nostri colleghi, un po' ci coordiniamo, ci stiamo lavorando insieme. Bene, direi che abbiamo finito.